Buongiorno da Taglio di Po, manca poco alla Fiera del Carmine, il 16 di luglio e siamo qua, ci sono solo le giostre nel centro del paese, nelle tre piazze, praticamente davanti alla chiesa, Piazza Venezia e Piazza 4 Novembre. Sentiamo dalle persone che riusciamo a incontrare in questo momento, sono tutti al lavoro quindi c'è poca gente in giro, ma comunque capiamo se questo tipo di fiera solo con le giostre, solo con Luna Park è sufficiente, se la gente avrebbe voluto, non so, gli altri spettacoli come gli altri anni, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo come reagiscono i cittadini tagliolesi. La fiera bisogna accontentarsi coi tempi che corre, oggi come vuoi, i nostri vecchi, bisogna accontentarsi perché la gente ha paura ancora e poi manca anche qualche spisuchin e quindi contentiamoci di quello che riuscire a fare. Male, Cioè senza spettacoli non è una fiera. non è una fiera. E... Bambini e per tutto. Ma secondo lei è una questione di soldi, una questione di organizzazione, di proloco che manca? Non so queste qua. Non so dove vanno a prendere i soldi per fare certe cose. Però è un peccato che non si faccia niente. Eh sì, è proprio un grande peccato, manca la musica, manca tutto. Fiera senza spettacoli, cosa ne pensa? Di fatto chi vuole, cambia niente per me. Fiera senza spettacoli, cosa ne pensa? Penso che purtroppo quest'anno è andato così e quest'altro anno sarà meglio. Tanto quest'anno è andato tutto un po' così, quindi ci accontentiamo di questo. Sono ritornato bambino, almeno adesso vado in giostra e prima invece non avevo il tempo di andarci, visto che ci sono solo le giostre. Quindi per lei, caro, però, insomma, lei come gli under 20 è una fiera eccezionale? Sì, esatto. Per me è una super fiera. A taglio di po' diciamo piuttosto che niente è meglio piuttosto. Certo che due piuttosto si poteva fare, ecco, qualche cosa di più sì. Senza spettacoli che fiera è? Fanno pena. Un po' triste, molto triste. Sarebbe stato giusto un po' di animazione, giusto per, visto il periodo che stiamo attraversando, un po' di allegria, un po' di musica, ci sarebbe voluto insomma qualche orchestrina da fare, un po' di karaoke comunque. Però dai, ci accontentiamo di quello che... Verranno tempi migliori. Ecco, tempi migliori.